Cari amici, buongiorno. Intanto vi auguro una buona Pasqua a tutti, una serena Pasqua a tutti. Spero che questo momento finisca presto. Oggi vi farò vedere come Gianni Celeste fa il pane di Altamura. Ok? Iniziamo con questi ingredienti. Intanto prepariamo il lievito madre con 50 g di farina, 50 g di lievito madre essiccato e 60 g di acqua. Ok? Preparo il lievito, vi faccio vedere come lo preparo. Allora, aggiungiamo il lievito, 2 e mettiamo l'acqua. E questo va bene, ok. Guardate come viene bello. Lui si deve tirare tutta la farina che c'è, tutta, esatto, così, tipo una mescolatina. Guardate, ci siamo. Questo è il lievito madre preparato con lievito essiccato, con lievito madre in polvere. Allora, questo è il lievitino già pronto. Ora lo metto a lievitare per 4 ore e noi ci vediamo fra 4 ore, ok? Lo metto a lievitare con un piccolo pannetto per 4 ore. Ci vediamo dopo, un bacio, a dopo. Eccoci qua, sono trascorsi le 4 ore, come vi avevo prima accennato. Ho preparato il lievito madre che ho fatto con 50 g di semola rimacinato, 50 g di lievito madre in polvere e 60 g di acqua, ed è venuto fuori questo lievitino qua. Adesso siamo pronti per impastare. Allora, preparazione: 1 chilo di farina di semola rimacinato, 200 di acqua e 25 di sale. Mettiamo questo lievitino così e lo mettiamo nell'impastatrice. Eccolo qua, esatto. E questo è uno. Poi aggiungiamo l'acqua, le 200 g di acqua, e facciamo sciogliere questo lievitino per bene. Ovviamente lo faccio con l'impastatrice, ma chi non ce l'avesse lo può fare anche a mano. E quindi l'importante è fare sciogliere prima questo lievitino, è importantissimo per venire un buon pane, come si vuol dire, pane doc. E nel frattempo io vi faccio ascoltare un pezzettino della mia canzone. Senza te non posso stare perché tu mi appartieni, perché mi piaci tu. Senza te non posso stare, voglio troppo bene. Io vengo a dove stai tu, un bacio soffocato, dintanamente, ma salute si presente, la mia vita è solo tua, di più, sempre di più. Allora, adesso lasciamo sciogliere questo lievitino, non proseguo perché fa rumore, quindi è un po' disturbato. Appena si è sciolto tutto il lievitino, che farà una specie di latte cremoso, bisogna scioglierlo tutto, aggiungiamo noi la farina, adesso vi faccio vedere, e poi come è quasi pronto, la metà del tempo che ci vuole per impastare, che è di circa 20 minuti, dopo una decina di minuti aggiungete il sale, ok? E facciamo così un impasto che vi faccio vedere. Intanto facciamo sciogliere questo lievito per bene, vediamo che lo mettiamo un po' più forte, così si scioglie prima. E che dirvi?
vedete che farete un buon pane, come l'ho fatto, lo faccio e l'ho fatto io. Ci siamo quasi. Ci siamo. Ok, si è tutto sciolto. Avete visto? Tutto schiumoso. Aggiungiamo 1 chilo di farina. Eccolo qua. Perfetto. E cominciamo a impastare per circa 20 minuti. Aggiungete 400 grammi di acqua, piano piano così. Piano piano fatevi assorbire l'acqua. Sono totale 400 grammi. Non appena sono trascorsi 10 minuti aggiungete il sale, ok? Come ci vogliono 20 minuti, ci vediamo dopo. Eccoci qua, sono trascorsi all'incirca 20 minuti. Adesso tiriamo fuori questa pasta, guardate che bella, guardate cosa è venuto fuori, meravigliosa, guardate cosa c'è qua, visto? Bellissima. Adesso la tiro fuori e la metto in tavola perché gli devo dare un po' di forza alla pasta con le mani. Gli do 2 botticine con le mani. Fate così. Ci diamo un po' di forza. È facilissimo. E facciamo una piccola palla, così, e lo mettiamo a lievitare per circa 90 minuti, ok? Lo mettiamo così a lievitare per 90 minuti coperto con uno straccetto, così. Ci vediamo fra 90 minuti. A dopo. Rieccoci, sono passati 90 minuti. Guardate come è lievitata questa pasta. Che meraviglia, guardate. Adesso dobbiamo piano piano spostarla dai bordi, così, piano piano. Esatto. Preparate in una teglia o nella teglia del forno, una teglia con della carta da forno e versiamo tutto l'impasto all'interno della teglia, così. Un attimo. Esatto, così. Poi che faccio? Cerco di darle una forma al pane e le do una forma così e me lo porto dove voglio io, così.
Esatto. E questa qua è una pagnottella già quasi pronta, quasi. Mettiamola, una volta fatta la forma, la mettiamo a lievitare ancora per mezz'ora, 30 minuti. Ci vediamo, coperta da uno straccio, ci vediamo fra 30 minuti. Amici, trascorsi i 30 minuti come vi avevo detto in precedenza, dovete avere questo risultato. Guardate qua, guardate com'è bello. Fate questo gioco qua verso sotto, così prende volume e ci siamo. E facciamo dei tagli o con un coltello o con una piccola lama. Io preferisco la piccola lama. Facciamo i tagli e facciamo uno, due e tre. Guardate, guardate, guardate che meraviglia. Guardate, così. E gli ho fatto i tagli, perfetto. Poi prendete un po' della stessa farina che avete usato prima e me la mettete sopra, gliela spargete sopra, così. Perfetto. E lo lasciamo riposare per altri 15 minuti, sempre ricoperto dal piccolo straccio, così. Ci vediamo fra 15 minuti, ok? Nel frattempo, nell'attesa, io vi faccio ascoltare qualcosa di mio. Cosa vi faccio ascoltare? Mi sono bloccato. Cosa vi faccio ascoltare? Tu sei unica, sei la vita nella vita, ne sei magica, ma nessuno mi può dare quello che mi sairà, che fa passo per raccontare sta verità, non lo saggio fa. Un bacio, a dopo. Eccoci qua, sono trascorsi i 15 minuti, ovviamente voi siamo pronti per infornare, guardate, ovviamente voi dovete accendere il forno durante i primi 30 minuti di riposo, in modo che avete già il forno a temperatura, e siamo pronti per infornare. Forno 250 gradi, statico, infornate per 10 minuti, 10 minuti. Dopodiché, trascorsi 10 minuti, lo aprite leggermente, lasciate per un paio di secondi aperto, 4, 5, 6 secondi aperto, lo richiudete e abbassate il forno da 250, lo mettete a 210 per circa 60 minuti, ok? Dopodiché vi faccio vedere cosa succede. Un bacio, a dopo. Eccoci amici, sono trascorsi 60 minuti e quindi adesso usciamo il pane, vediamo il risultato. E voilà! Guardate che meraviglia. Dopo i 60 minuti prendete il pane, lo mettete su una griglia in modo che possa prendere aria di sotto e lo mettiamo nel forno spento, per altri 15 minuti. Col forno socchiuso così per 15 minuti e dopo potete gustarlo. Un grosso bacio da Gianni Celeste. Alla prossima e auguroni!